Coinvolge un anziano e scappa lasciando la terra agonizzante, individuato dai carabinieri. Il pirata è un 60enne di una ditta del Padovano. I carabinieri di Treviso stanno indagando sulla rapina subita ieri sera da una negoziante di Carbonera in via Primo Maggio. Sarebbe stata aggredita da un individuo. Ultimo consiglio comunale a Palazzo dei 300, la prima votazione il Partito Democratico si astiene, in chiusura consegnata la fascia tricolore a Giancarlo Gentilini che si ritira dalla politica. Lavoratori in nero e grandi violazioni in materia di sicurezza, 5 attività sospese dai carabinieri nel mirino edilizia, ristorazione e commercio di alimenti etnici. Reperti non richiesti tra quelli depositati al laboratorio del RIS di Parma, stoppa le perizie del caso una bomber che si impantana ancora una volta. 15 studenti dell'Istituto Max Planck di Villorba sono diventati mediatori per combattere il bullismo e promuovere il dialogo e le parole al posto dell'aggressività e della violenza. La chiesa di Santa Croce diventa palcoscenico per ospitare la tragedia greca nei mesi di maggio e ottobre. Ogni rappresentazione sarà preceduta da un'introduzione di Massimo Cacciari e Luigi Garofalo. A grande richiesta stasera alle 21:15 Antenna 3 vi proporrà la replica della donata sezionale degli alpini trevigiani che domenica a Motta ha visto sfilare oltre 1000 penne nere. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli: in primo piano la cronaca, travolto da un pirata e poi lasciato in fin di vita sul ciglio della strada. A dare l'allarme un camionista di passaggio, le indagini dei carabinieri, ed è stato identificato poco tempo fa il pirata. Mancano pochi minuti alle 7, un camionista sta percorrendo via Postioma in direzione Villorba. Ad un tratto si accorge che a terra sul ciglio della strada c'è una persona. Si ferma, accosta, scende e trova l'uomo ferito, privo di conoscenza. Immediatamente chiama gli operatori del 118 e i carabinieri. Sul posto in pochi minuti arrivano i soccorsi. L'uomo, 76 anni, viene trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. La prognosi è riservata. Subito scattano le indagini da parte dei militari dell'Arma. A terra vengono trovati parti di carrozzeria compatibili con un camion. L'anziano è stato travolto dal mezzo pesante e poi lasciato nel prato adiacente alla carreggiata destra della strada. Il pirata si è allontanato senza prestare alcun soccorso. Da quanto tempo si trovasse lì non è ancora stabilito e in poco meno di 10 ore il pirata è stato identificato. Si tratta di un camionista sulla sessantina la cui sede è a Padova. I militari sono arrivati all'uomo grazie al controllo immediato delle immagini di videosorveglianza e ai pezzi lasciati a terra dal mezzo pesante dopo l'impatto. Parti di carrozzeria che corrisponderebbero al camion rintracciato. La posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'uomo rischia lesioni stradali gravissime e omissioni di soccorso. Una strada poco illuminata e pericolosa, come ci racconta questo residente. A me hanno distrutto qua tutta la recinzione in un mese 3 volte. Che mezzi? Tre auto erano. Comunque, comunque qua la gente qua corre, il posto è pericoloso, ma va così. Una strada dritta, molto trafficata, dove le auto sfrecciano, nessuno si è accorto di quanto è accaduto questa mattina. Sarà il camionista a dover spiegare perché non si è fermato a soccorrere l'uomo che ora lotta in ospedale tra la vita e la morte. Ed è stato identificato anche uno degli autori dell'aggressione ai danni di padre e figlio avvenuta qualche sera fa a Sant'Andrea di Vittorio Veneto. I due avevano fatto segno a un Audi che procedeva ad alta velocità di rallentare. I due soggetti a bordo, dopo essere tornati indietro, si sono scagliati contro l'uomo. Alle parole sono seguiti i fatti: un pugno ha colpito in testa il figlio, che nel frattempo era accorso per proteggere il padre, a sua volta ferito alla coscia da un grosso sasso. I due sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere con una prognosi rispettivamente di 5 e 20 giorni. Immediatamente le indagini dei carabinieri, che sono risaliti ad un uomo straniero per cui si sta procedendo per lesioni gravi.
Ed è stata minacciata da un rapinatore armato di coltello a serramanico. La rapina sarebbe avvenuta, secondo quanto avrebbe riferito la negoziante, intorno alle 19:30 di ieri nel mirino del malvivente. La titolare di una cartolibreria, l'uomo sarebbe poi fuggito portandosi via il portafoglio della donna con all'interno alcune centinaia di euro in contanti. Ovviamente le indagini dei carabinieri per chiarire questo fatto. Ed ora invece la politica, perché è l'ultimo consiglio comunale, quello di oggi a Treviso, e noi ci colleghiamo subito perché la vedo nello schermo la nostra Anna De Roberto insieme alla Nicoletta Rizzetto. Anna, buonasera. Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori. Consiglio comunale in corso, ma in realtà è un consiglio comunale flash, le 14 delibere, siamo alla 13ª, quella legata all'accordo di programma per il via libera sostanzialmente della variante urbanistica che permetterà l'aumento della cubatura per il complesso di Piazza Borsa, quindi stiamo parlando del famoso piano in più che potrebbe avere la Camera di Commercio di Treviso. Siamo a questa delibera, ma quelle precedenti sono state votate quasi all'unanimità, quindi un consiglio comunale flash. È un po' sostanzialmente il momento degli addii per alcuni, dei bilanci per altri. Ricordiamo, solo per fare qualche nome, che non si sono ricandidati politici come Giorgio Tonesan, Michela Nieri, Maurizio Franco, Matteo Marina, Giancarlo Datos, Gianmaria Bozzo, e sono tutte persone che hanno iniziato già da qualche minuto ad abbracciare i colleghi, a farsi delle fotografie. Il consiglio comunale dei selfie, quello di questa sera. Alcuni addii, alcuni arrivederci nella speranza di poter tornare appunto sui banchi del consiglio comunale. Vedete alle mie spalle c'è grande attesa per un momento importante che sarà la consegna della fascia tricolore allo sceriffo Giancarlo Gentilini, ultimo consiglio comunale per lui, di fatto precede il ritiro dalla politica dopo 29 anni seduto su questi banchi e qui all'interno di Palazzo dei 300, per cui è stata preparata una sorpresa per lui, gli verrà consegnata una fascia, il tricolore con scritto Giancarlo Gentilini sceriffo per sempre. Tra pochi minuti avverrà la consegna, però intanto abbiamo raccolto alcune battute di Antonella Tocchetto per il Partito Democratico, di Rocco per il Terzo Polo e di Mario Conte. Sindaco, vi facciamo ascoltare un po' la sensazione, quello che ci hanno dichiarato, le sensazioni con cui sono entrati questa sera per l'ultima volta come sindaco Conte e consiglieri comunali qui a Palazzo dei 300, quindi intanto ve le facciamo ascoltare. È stata un'esperienza straordinaria servire la comunità trevigiana anche in un periodo, forse il periodo più complicato del dopoguerra. Abbiamo affrontato insieme la pandemia, quindi prima la paura, poi la rabbia, poi la preoccupazione per gli aspetti prima sanitari, poi economici, però ci siamo dimostrati comunità e quindi io sono orgogliosissimo di aver indossato la fascia tricolore. Mi ripropongo per continuare a servire questa comunità. Rammarici francamente no, nel senso che ho la consapevolezza di aver dato tutto me stesso per il bene della comunità. Per me questo è un luogo sacro, io sono contentissima di essere una consigliera comunale e quindi insomma è come l'ultimo giorno di scuola, ma in attesa di andare all'università. È comunque sempre piacevole, è bello essere consiglieri e rappresentare tutti i cittadini. Oggi discuteremo delle delibere importanti e come fino all'ultimo daremo sempre la mano alla nostra città, che vogliamo sia sempre rappresentata bene da tutti noi. Certo, dopo vedere alcune persone, alcuni soggetti anche come Gentilini, che insomma per quanto io l'abbia sempre combattuto non ci sarà più in consiglio, comunque finisce una storia e questo lo devo dire, anche se non ho mai condiviso niente con lui, abbiamo sempre molto litigato, però finisce una pagina della storia di Treviso. Sono stati 5 anni molto particolari, io avrò sempre il ricordo dei consigli comunali, prima con la mascherina e poi in streaming. Io credo che questo sarà il segno di questo mandato, che però non ha diviso la città, io sono convinto l'abbia unita e ha unito anche noi tra colleghi. Infatti voglio fare un in bocca al lupo a tutti i candidati consiglieri che si candideranno. Troppo spesso vedo frasi come lo fanno solo per la carega, ricordiamo che un consigliere comunale lo fa con spirito civico veramente, per cui chi si mette in gioco merita solo tanto rispetto e grazie per chi lo farà.
Eccoci, riprendiamo la linea, vi sentiamo poco perché in realtà i toni si stanno alzando in questo momento. Alle mie spalle sta parlando Antonella Tocchetto, ve la facciamo ascoltare per pochi secondi. In tutte le commissioni in questi 5 anni è stato molto preciso. Che ricordiamo alla prima votazione di quest'ultimo comunale, l'ultimo consiglio comunale si è astenuto, quindi hanno deciso di astenersi alla prima votazione di quest'ultimo consiglio comunale. Vi lasciamo con queste notizie, sostanzialmente praticamente tutte le delibere sono state approvate ed è appunto il consiglio comunale degli abbracci, degli addii, insomma è il momento anche per salutare gli amici e darsi un arrivederci. Tra pochi minuti la consegna della fascia a Giancarlo Gentilini. Grazie davvero ad Anna De Roberto, grazie anche a Nicoletta Rizzetto che si trova con lei. Ovviamente poi se dovessimo riuscire a cogliere il momento di questa, insomma, di questa consegna, sarebbe davvero importante vederlo, l'ultimo, insomma, l'addio alla politica di Giancarlo Gentilini. E continuiamo però ora con la cronaca, lavoratori in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, l'operazione degli uomini del nucleo Carabinieri del Lavoro e dell'Arma Provinciale. 5 attività sono state sospese. Nel mirino del nucleo Carabinieri del Lavoro e degli Uomini dell'Arma Provinciale è finito anche un ristorante che si trova in centro città a Treviso. Qui i militari hanno trovato 2 lavoratori in nero, di cui uno addirittura percepiva il sussidio di disoccupazione. L'attività del locale è stata sospesa, così come per un negozio adibito alla produzione e vendita di cibo etnico. Il titolare in questo caso non aveva provveduto a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico del lavoro, e a effettuare la prevista formazione dei lavoratori sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Ma questi sono solo alcuni dei controlli di vigilanza mirati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In totale sono state 5 le attività sospese e ben 180.000 le sanzioni elevate. L'edilizia è stato l'altro settore sotto la lente di ingrandimento. All'interno di un cantiere edile a San Fiore è stata riscontrata la presenza di un lavoratore straniero intento a svolgere lavorazioni in cartongesso in nero, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa. In un altro cantiere del medesimo centro è stata sospesa un'altra attività per il pericolo di caduta verso il vuoto. La medesima violazione è stata riscontrata anche in un cantiere ad Orsago, sospensione immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. Ed ora torniamo a parlare dell'inchiesta Una Bomber, fra i reperti giunti al RIS di Parma in merito al caso Una Bomber. Ve ne sono alcuni non richiesti, gli esami dunque sono sospesi. Le operazioni del RIS di Parma disposte dalla Procura di Trieste sui reperti del caso Una Bomber sono state sospese. L'elenco dei reperti inserito nel conferimento di incarico non coincide con alcuni reperti consegnati ai 2 periti nominati dal GIP. All'apertura degli involucri spediti dalla Procura è stato scoperto che essi contenevano altro materiale, diverso dagli oggetti elencati nel provvedimento, materiale non richiesto dalla Procura, il che ha indotto i consulenti della difesa dei fratelli Elvo e Galliano Zornitta ad opporre semaforo rosso. Il collegio ne ha recepito le osservazioni e ora chiede all'autorità giudiziaria di definire il materiale da cui estrarre le tracce del DNA. Ovviamente, come sottolinea l'avvocato Paolo Dell'Agnolo, che tutela Elvo Zornitta, indagato per anni prima che l'inchiesta fosse archiviata dopo la manomissione di un lamierino, tale precedente ha un peso notevole per quanto concerne questi ulteriori sviluppi. I nuovi accertamenti sono stati sollecitati da un'indagine del giornalista Marco Maisano e da 2 vittime di Una Bomber. Migliorano le condizioni del 14enne caduto dal tetto di un capannone a Casale sul Sile. Intanto l'amministrazione comunale pensa ad un monitoraggio delle aree dismesse e ad un'azione di sensibilizzazione dei giovani sulla pericolosità di questi siti. Siamo in contatto costante con la famiglia e anche noi siamo lieti, insomma, che le cose stiano migliorando. Ovviamente sarà un percorso lungo
però insomma fortunatamente è andata bene. Sono in progressivo lento miglioramento le condizioni del 14enne precipitato sabato sera dal tetto del capannone dell'ex Fofano in Riviera Fornaci a Casale sul Sile, dove era salito con 2 amici per girare un video con il telefono. L'intera comunità si stringe, la famiglia tira un sospiro di sollievo per un episodio che poteva avere conseguenze fatali. Intanto l'amministrazione comunale si interroga sulle misure da prendere per evitare che fatti del genere possano ripetersi. La mia intenzione era quella un attimo di fare una mappatura del territorio per vedere le situazioni di questi capannoni dismessi e vedere se sono ben recintati, se ci sono delle indicazioni insomma chiare sul fatto che si tratta di proprietà private e pericolose, magari anche un'indicazione in tal senso sarebbe utile. Ovviamente non so quanto questo possa bastare, insomma siamo stati tutti giovani, quindi forse non sarà l'unico deterrente, ci sarà da fare anche un'opera di sensibilizzazione tra i ragazzi, fargli capire i pericoli che ci possono essere in determinate aree, però come amministrazione sicuramente dobbiamo verificare che sul territorio ci siano le condizioni di sicurezza in queste aree dismesse. Ed ora invece torniamo a parlare del provvidenziale salvataggio di Pasquetta sulla Restera a Casale sul Sile, quando un 68enne colto d'arresto cardiaco è stato rianimato con il massaggio cardiaco ed il defibrillatore grazie ad una perfetta catena di soccorsi che ha visto protagonisti 3 giovani, un'infermiera, un suo amico ed un medico. Oggi nella sede del SUEM 118 è stato consegnato loro un riconoscimento. Il paziente era in arresto cardiaco, ho iniziato subito il massaggio, che l'abbiamo continuato per circa una decina di minuti e dopodiché per fortuna è arrivato il dottor Marco che mi ha dato il cambio con il massaggio e nel frattempo si sono occupati di prenderci il defibrillatore che è stato il clou per salvare la vita al paziente. Una serie di circostanze fortunate che hanno consentito di salvare una vita. Gli angeli custodi del 68enne colto da arresto cardiaco si chiamano Giulia Spolaore, infermiera all'unità coronarica di Milano, Marco Marcanzin, medico ortopedico, e Francesco Peruzzo che con il gommone ha recuperato il defibrillatore sull'altra sponda del Sile. È il giorno di Pasquetta ed anche loro si trovavano in gita sulla Restera come il 68enne. Giulia e Francesco sul gommone, Marco in bici. Io mi sono sostituito a lei per continuare il massaggio in attesa dei soccorsi. Nel frattempo abbiamo avuto la fortuna di avere tempestivamente il defibrillatore che ci è stato portato da Francesco dalla parte opposta del Sile, quindi da Casale, è arrivato direttamente a noi e quindi con quell'aiuto abbiamo avuto la possibilità di riuscire a riprendere il paziente, perché con un semplice massaggio appunto sarebbe stato difficile. È una staffetta umana che coinvolge anche i cittadini di Casale. Sanno che dall'altra parte del Sile, alla chiesa, c'è uno dei 4 defibrillatori dei quali il paese è dotato grazie al progetto Un dono alla vita e subito lo recuperano. Grazie anche alle persone comunque di Casale o dintorni che ci hanno portato il defibrillatore, io ho fatto da tramite dall'altra sponda opposta, insomma, quindi tutto merito comunque va a loro, Giulia e Marco. Una gioia per tutti sapere che ora il 68enne sta bene. Se non fosse stato per questi 3 giovani che ora sorridono davanti alle telecamere stringendo l'encomio consegnato dall'ULSS 2, quell'uomo non sarebbe più qui ed è questo il riconoscimento più grande. 15 studenti dell'Istituto Max Planck di Villorba sono diventati mediatori per combattere il bullismo e promuovere il dialogo e le parole al posto dell'aggressività e della violenza. Voi siete i primi mediatori della nostra scuola. È una grande sfida che noi abbiamo deciso di intraprendere contando su di voi. Il Planck è il 22esimo istituto a livello nazionale, il primo nella Marca a ricevere l'attestato invece di giudicare del progetto nazionale dell'Agenzia Formativa Risorsa Cittadino per promuovere il dialogo e le parole al posto dell'aggressività e della violenza. 15 studenti delle classi terze del liceo e dell'ITIS Max Planck di Lancenigo sono diventati mediatori. Sono
sono mediatori a tutti gli effetti dell'istituto e quindi in caso di conflitti interverranno, sarà attivata una procedura, è tutto formalizzato e loro aiuteranno i compagni a trovare una soluzione diversa rispetto alla contrapposizione. A partire dal prossimo anno ogni singolo studente potrà richiedere il servizio di mediazione che sarà autonomamente gestito dai ragazzi. L'obiettivo è quello di poter idealmente ridurre o eliminare completamente le sanzioni. I neomediatori hanno partecipato a 20 ore di lezioni ed ora sono pronti a dare una mano ai loro coetanei, consapevoli del loro importante ruolo. Il conflitto ha al suo interno dei pericoli, ma anche delle riorganizzazioni, dei punti di crescita. E noi mediatori abbiamo proprio il compito di velocizzare questo processo di riorganizzazione e speriamo sia utile per tutti. L'Istituto Max Planck ha coinvolto nella formazione tutto il personale scolastico e ha allestito anche una stanza della mediazione. Sarà possibile richiedere l'intervento dei mediatori nel sito della scuola oppure per iscritto in una cassetta delle lettere in completo anonimato. Carcere minorile di Treviso, se ne parla a Roma, ha depositata un'interrogazione al ministro Carlo Nordio, struttura inadeguata, dice il senatore Andrea Martella. In questi ultimi 2 mesi ho fatto visita per ben 2 volte all'Istituto Penale per minorenni di Treviso, che è chiuso, come sapete, a seguito della rivolta del 12 e 13 aprile scorso e che è stato oggetto di lavori di ripristino. Lavori che però rendono la struttura del tutto inadeguata, sia dal punto di vista della sicurezza per chi opera nel posto, sia dal punto di vista delle finalità rieducative. Ho chiesto al Ministro se ritiene che quella struttura sia ancora adeguata o se invece ci sono altri progetti in Veneto, perché così mi pare non facciamo del bene a nessuno. Ed ora ci fermiamo a qualche istante di pubblicità. Torniamo subito a Treviso, in Consiglio Comunale, dove in questo momento sta parlando il sindaco Mario Conte. Al quale va il mio grande tributo e il mio grande ringraziamento per quello che è stato per la città di Treviso e per aver scritto la storia della città di Treviso. E se posso permettermi un piccolo pensiero a Giancarlo, voglio consegnare un piccolo dono. Aspetta. Da aprire in diretta. Aspetta. Ti do una mano. Sì. Dammi qua. La vestaglia. Aspetta, guarda qua. Guarda. Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso. Per sempre. Per sempre. Guarda Giancarlo. Eccolo. E cedo il mio posto per i figli. Siamo in diretta su Antenna 3, in diretta con il telegiornale di Treviso. Allora, la fascia se l'aspettava questo tributo, sindaco per sempre. Non lo meritavo, non l'ho meritato, ma comunque il mio cuore adesso sanguina per abbandonare tutti questi che mi hanno seguito e per abbandonare il mio popolo. Ma voglio dire, caro sindaco, cari assessori, cari consiglieri, vedete, ho scelto una strada che mi allontana dal mio popolo, ma è dovuto un raggiungimento di una certa età in cui tutte le cose nascono e finiscono. Ma ricordatevi che ho rinunciato a partecipare a questa nuova tornata elettorale perché dipende esclusivamente dalla mia età.
Ma ricordatevi che io esco dalla porta ma resto sulla finestra, a disposizione del mio popolo, perché anche oggi la gente mi vuole sentire, perché ha sentito che sono un punto di riferimento per la città. Ma vedi, tutte le cose belle finiscono. E io voglio ringraziare tutti quelli che dal 1994 sono stati con me in quella rivoluzione del modo di amministrare la città di Treviso. Siamo scesi in mezzo al popolo, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. E ora questa rivoluzione deve portarla avanti il nuovo sindaco, i nuovi consiglieri, perché la gente si aspetta che quel grande passaggio del 94 continui attraverso i nuovi. Perché ricordatevi che a me interessa una cosa: dovete amare la città di Treviso come l'ho amata io, perché certamente è una cosa che mi ha riempito di grande affetto. E voglio anche ricordare tutti quelli che sono andati avanti, come diciamo noi alpini. Non ci sono più, ma hanno dato la loro carica per la città di Treviso e per i cittadini. Ecco, io voglio fare un augurio al nuovo sindaco e ai nuovi consiglieri di portare avanti gli ideali, i principi, gli insegnamenti dei nostri avi e di tenere particolarmente a cuore i giovani. Dovete trasmettere la carica vitale nei giovani, perché sono il nostro patrimonio, sono la nostra miniera d'oro, e ora dovete scendere in mezzo a loro, ascoltarli e dare quei consigli che ci hanno tramandato i nostri avi. Caro Sindaco Mario, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Ti auguro di essere ancora nuovo sindaco e di ricordare ogni tanto questa amministrazione e questi miei grandi amici, perché è molto difficile abbandonare questo popolo. Un grande abbraccio a tutti e tanti auguri. Ecco il messaggio d'amore di Giancarlo Gentilini e la consegna della fascia. Con questo messaggio io restituisco la linea da Palazzo dei 300. Grazie davvero ad Anna. Avete sentito insomma le parole di Giancarlo Gentilini e le emozioni proprio quando ha salutato insomma tutti i politici e tutta la città, dicendo comunque che lui sarebbe rimasto, esce dalla porta ma sarebbe rimasto comunque alla finestra. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Sono attesi circa 600 lavoratori domani in piazza delle istituzioni a Treviso per la manifestazione sindacale del settore legno. Le trattative per il rinnovo del contratto nazionale scaduto a fine 2022 si sono interrotte bruscamente. La mobilitazione è già iniziata oggi a Milano, fra poco vedete le immagini, un sit-in è stato organizzato al Salone del Mobile, presenti anche i sindacati trevigiani, la vetrina internazionale. Per questo stiamo sensibilizzando gli addetti ai lavori, chiediamo un aumento di 130 euro in linea con l'inflazione, afferma Christian Dalla Pozza di Filea CGIL, basta spremere i lavoratori come limoni. Il settore del legno è cresciuto e i benefici sono solo
degli imprenditori. Nella Marca, ricorda la Filca CISL, ci sono 1.845 aziende nel comparto tra arredo e legno. Domani ci sarà anche lo sciopero di 3 ore dei lavoratori dell'INAIL contro le scoperture in organico. L'uscita infelice del ministro Lollobrigida, che a margine di un congresso ha parlato di sostituzione etnica commentando i dati sul calo demografico del nostro paese. Duro il filosofo veneziano Massimo Cacciari, che oggi ha parlato di idiozia. Sì, è molto grave che ci siano ministri di questo genere, sì, di questo tipo, molto molto grave. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Le parole pronunciate al congresso CISL dal ministro Francesco Lollobrigida sono diventate un caso. Duramente contestate dall'opposizione, hanno creato malumori anche all'interno della stessa maggioranza. Il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, parla di messaggio arcaico. La contaminazione delle civiltà, spiega il filosofo veneziano, e delle lingue è insita nella loro stessa natura. L'idea di poter essere individui, nel senso di avere una identità che è soltanto nostra propria, è pura idiozia, nel senso letterale del termine. Idiotes in greco vuol dire uno che pensa di avere un mondo tutto suo, quello l'idiota. Un errore per Cacciari avvicinare il tema della denatalità, un problema reale, con quello dell'immigrazione, altrettanto importante. Calo demografico e flussi migratori sono questioni che sfuggono all'analisi dei dati per essere troppo spesso piegate all'esigenza della propaganda. Gli storici delle civiltà sanno benissimo che una tendenza così accentuata a non far figli è un sintomo di crisi di una civiltà, non c'è dubbio alcuno, ma il problema che cos'è? Che costringe a far figli? O pensare che il fare figli o non farli dipenda semplicemente dal tuo reddito, semmai dipenderà dalla situazione complessiva dei servizi, dipenderà da condizionamenti sociali generali, mai soltanto dal reddito, anche ma in minima parte, come dimostrano tutte le ricerche demografiche di questo mondo. La chiesa di Santa Croce diventa palcoscenico per ospitare la tragedia greca nei mesi di maggio e ottobre. Al mattino la lettura per le scuole, la sera invece al pubblico. Ogni rappresentazione sarà preceduta da un'introduzione di Massimo Cacciari e Luigi Garofalo. La tragedia classica per leggere la contemporaneità. Da un'idea di Massimo Cacciari e Luigi Garofalo nasce un progetto coraggioso quanto innovativo, sostenuto da Banca delle Terre Venete. Leggere le opere del teatro classico, l'Antigone di Sofocle, l'Ediporè, Ifigenia in Tauride di Euripide di Goethe, nella chiesa di Santa Croce di Treviso. 200 posti, la mattina la rappresentazione per la scuola, la sera per il grande pubblico in versione integrale, in entrambi i casi con introduzione del filosofo veneziano. Sofocle, Euripide, Goethe, insomma sono maestri il cui pensiero è assolutamente irrinunciabile e soprattutto avvicinano filosofia e diritto inteso come pensiero. Nella tragedia classica depositaria della nostra civiltà ci sono le tracce per leggere anche la nostra realtà, le grandi questioni che condividiamo come umanità. Su Antigone si aprono delle riflessioni molto. Davvero il potere può tutto? Può anche andare a scardinare quello che si chiamerebbe diritto naturale? Può arrivare a questo? Che ci provi, sì, è un continuo provarsi, però è anche vero che le persone non sono mai adeguate a questo. Soffriamo, questo mondo a volte ci appare un inferno, ma apprendiamo qualcosa da questa sofferenza. Questi sono i grandi temi della tragedia. La tragedia classica è assolutamente di totale attualità. Il primo appuntamento il 5 maggio con l'Antigone di Sofocle, l'ultimo il 13 di ottobre con Ifigenia in Tauride di Goethe. Le letture saranno eseguite da attori di fama internazionale: Paolo Serra, Raffaele Esposito, Claudio Puglisi, solo per citarne alcuni. Sabato prossimo 22 aprile è la giornata mondiale della terra. Il comune di Susegana ha deciso di organizzare tutta una serie di iniziative formative e informative su ambiente e cambiamenti climatici che culmineranno sabato mattina con un incontro con un volto noto della meteorologia italiana.
Volevamo invece dare un segnale diverso, perché tutti parliamo di questo ambiente, della fine del mondo, del surriscaldamento, i ghiacci, non c'è più da mangiare, manca l'acqua, però lo diciamo e non succede mai niente di concreto. Parte da questa consapevolezza la svolta di quest'anno di Susegana sul fronte ambientale. Questa settimana è per una settimana tutto dedicato alla sostenibilità, con il coinvolgimento delle associazioni locali, ma anche l'educazione ambientale nelle scuole ed un concorso tra classi che saranno premiate da Luca Mercalli, volto televisivo della Società Meteorologica Italiana. Perché essendo presidente della Società Meteorologica Italiana, essendo in questo momento i cambiamenti climatici l'argomento che più interessa a livello di popolazione per capire dove si va a finire, la motivazione principale è questa. E Luca Mercalli, con il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, e il presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato, saranno protagonisti sabato del momento formativo ed informativo più importante della settimana suseganese, ovvero l'incontro dal titolo Crisi climatica ed ecologica, come affrontarla? Noi vogliamo che Luca Mercalli, in base all'esperienza e ai calcoli della sua associazione, ci dica dove arriviamo in queste condizioni e fare una riflessione tutti quanti serenamente ma coscientemente, capire dove stiamo andando. Settimana sulla consapevolezza ambientale che culminerà con un'azione pratica domenica nel territorio comunale per dare praticità alle teorie. È la giornata dell'uscita sul territorio per tornare alla vecchia tradizione della raccolta dei rifiuti che vengono seminati. Si parla di tecnologie e sfruttamento dell'Africa domani sera nell'auditorium della scuola primaria di Ponte di Piave. Perché partecipare ce lo spiega il relatore nella prossima intervista. Domani invitiamo tutta la cittadinanza a venire ad ascoltare questi momenti importanti in cui raccontiamo il dramma che sta vivendo il Congo. 10 milioni di vittime negli ultimi 26 anni a causa della nostra tecnologia. C'è un minerale importante, coltan, ma anche il cobalto, che vengono estratti dall'est del Congo. E questo viene fatto con violazione dei diritti umani. Ma al di là di prendere coscienza, perché venire? Venire perché dobbiamo sapere che dietro al nostro telefono, dietro alla nostra macchina elettrica, c'è la vita di una persona. È importante sapere, avere la consapevolezza, perché soltanto così possiamo cambiare il mondo insieme. Intanto penso che dovremmo evitare di comprare un telefono ogni 6 mesi. Questa è una cosa importantissima. Dopodiché noi stiamo lavorando per una tracciabilità vera, dei minerali, che i minerali di conflitto non possano arrivare qua in Europa, o meglio, nei nostri dispositivi elettronici. Però domani ne parliamo, venite e magari ci confrontiamo anche su questo. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Negrisia di Ponte di Piave i funerali della dottoressa Maria Grazia Carraro, direttrice generale dell'ULSS 1 Dolomiti. Domani sera alle 19:30 nel medesimo luogo verrà recitato il Rosario, un dolore profondo, una partecipazione estesa, quella dell'intera comunità bellunese per la scomparsa della dottoressa Carraro, che lascia un vuoto incolmabile. La cosa più importante era la persona con cui la dottoressa Carraro si interfacciava, aveva a che fare. E questo trattamento riservato a me, ai colleghi, agli amici, lei lo dedicava a ognuno dei 200.000 abitanti di questo territorio, di questa ULSS ampia, come se fossero dei suoi familiari. Si affollano i ricordi e sono animati da profondo affetto. Amatissima da tutto il personale dell'azienda sanitaria, in queste ore difficili gli attestati di stima e riconoscenza sono rivolti alla dottoressa Maria Grazia Carraro, che ha saputo declinare al meglio la sua professione, anteponendo a se stessa il ben essere di tutti, capacità espresse e mai sospese nei suoi giorni più difficili. È il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1, a fissare in modo autentico i tratti di Maria Grazia Carraro, con la quale ha lavorato fianco a fianco per 10 anni. La dottoressa Carraro ha passato ore in fila per ricevere personalmente un tampone, senza chiedere percorsi privilegiati. Questa era lei, un cittadino comune nei momenti in cui doveva ricevere.
un direttore generale attento quando doveva dare, organizzare, fare. Instancabile e combattiva, Carraro non ha risparmiato impegno e sforzi nella fase delicata della pandemia e delle vaccinazioni anti-Covid. C'è un episodio che io non potrò mai dimenticare. Il 13 di marzo del 2021 era appena iniziata la campagna vaccinale. Avevamo chiamato ad accesso libero tutti gli anziani, i nostri nonni nati nel 38 e nel 39. Noi avevamo scelto il sabato perché l'ospedale era libero, si poteva parcheggiare, arrivare. Avevamo 4 drive-in attivi sul territorio. Lei era già qui, fin dal mattino presto, che incoraggiava, sosteneva, finché siamo arrivati a spostare le panchine per far sedere gli anziani uno per uno. E ricordo che lei non si lamentava delle panchine per me molto pesanti. Le panchine del parco ospedaliero di Belluno sono molto pesanti. A metà giornata se n'era andata e io ero sicuro che fosse rientrata a casa per tirare il fiato. Ho saputo poi che era andata a Feltre per ripetere le stesse cose con i ragazzi che lavoravano là. Lei era così, si dedicava ad ogni suo operatore come se si trattasse di suo figlio. Domani all'ospedale di Belluno sarà celebrata una messa in ricordo della direttrice Carraro per i dipendenti dell'ULSS Dolomiti e ad officiarla sarà il vescovo Monsignor Renato Marangoni con i cappellani degli ospedali. Contestualmente è stata aperta una sottoscrizione in ricordo della dottoressa Carraro. Il ricavato sarà devoluto alla promozione e alla formazione del personale sanitario. Dal Comelico Lamon la direttrice Carraro ha saputo fin da subito intessere un legame profondo con il territorio che ha compreso nella sua complessità. Telemedicina e innovazione tecnologica per attivare in provincia di Belluno modalità di cura in settori specifici che consentono di ridurre gli spostamenti. Maria Grazia Carraro ha individuato sin da subito i bisogni delle terre alte, assumendo la gestione dell'ULSS 1 Dolomiti con grande senso di responsabilità nei confronti di tutte le comunità del territorio bellunese. Negli ospedali la direttrice generale ha portato l'intelligenza artificiale per dare ai professionisti i massimi standard tecnologici, ha fatto rete con i comuni, ha rinnovato la squadra di primari, ben 22 in meno di 2 anni, scrive l'ULSS 1, e un lavoro certosino dietro le quinte sull'organizzazione dell'azienda, favorendo la cultura dell'analisi dei dati alla base delle decisioni. La dottoressa Carraro ha lavorato sempre con voi pur a distanza? Sì, l'abbiamo vissuta via telefonate, via WhatsApp. Ieri sera rileggevo i WhatsApp perché la dottoressa ogni tanto si arrabbiava e diceva che gli mandavo di WhatsApp incomprensibili, ed era vero purtroppo. Ci sentivamo tutti i giorni, lei vedeva tutti gli atti, io mi confrontavo, ma anche i colleghi, continuamente con la dottoressa Carraro, sempre, costantemente. È la direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria bellunese a ricordare il rapporto professionale e umano con la dottoressa Carraro, che ha affrontato di petto la grave carenza di medici, attivando prima in provincia un appartamento per gli specializzandi e una rete di soluzioni abitative a prezzo calmierato, oltre ad aver spinto per il riconoscimento delle zone disagiatissime per i medici di medicina generale e per altri benefit da inserire nel welfare aziendale. Della direttrice generale, scrive l'azienda, l'idea è la concretizzazione di un protocollo con l'Università di Padova che ha impegnato l'Ateneo a incrementare il numero di specializzandi che completano la formazione in ULSS Dolomiti, favorendo anche l'incremento dei posti disponibili nella sede locale del corso di laurea in infermieristica. La mancanza non è solo professionale, che ovviamente c'è ed è diffuso questa caratteristica, e soprattutto umana, la mancanza. Partecipazione e cordoglio anche da fuori provincia. Qui il dottor Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. È una persona preparatissima, qualificata e umana, che è una cosa sostanziale quando si fa questo mestiere. Io la ricordo perché l'ho incrociata più volte nell'arco della mia vita professionale e ho sempre apprezzato queste sue qualità, che sono veramente straordinarie, che è quello del rapporto umano e anche della determinazione nel lavoro, che è fondamentale. E quindi io la ricordo veramente con affetto sinceramente, per tutto quello che lei ha dato alla nostra comunità.
Continuiamo con la cronaca. A Feltre, a distanza di nemmeno una settimana con oggi, è stata sistemata anche l'ultima famiglia che dopo l'esplosione avvenuta in un appartamento nel quartiere di Farra si trovava ancora in albergo. Il luogo è sempre sotto sequestro, continua ad essere sorvegliato da polizia locale e carabinieri. Per aiutare le persone coinvolte è stata aperta la possibilità di accedere ad una sottoscrizione. L'esplosione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, nessuna delle persone coinvolte la potrà dimenticare. Certo non le famiglie svegliate nella notte da un boato che si è sentito fino in città, ma nemmeno chi si è recato sul luogo a prestare soccorso. Vi fu un solo ferito, l'uomo nel cui appartamento avvenne l'esplosione causata dal gas, ma l'emergenza sembra essere ora alle spalle. Sì, guardi, l'emergenza è finita in quanto appunto abbiamo sistemato tutte queste persone che sono accompagnate anche psicologicamente se lo desiderassero, perché abbiamo a disposizione appunto un servizio preposto, abbiamo persone formate, specializzate per questo. Stiamo in attesa di vedere quali sono le condizioni del ragazzo che è stato colpito purtroppo da questa esplosione. Siamo costantemente in aggiornamento, in contatto anche con la famiglia e possibilmente anche con le famiglie di coloro i quali sono stati sistemati per capire quale sia la loro situazione in questo momento. 22 le persone che furono coinvolte, 12 gli alloggi danneggiati, di cui 10 erano abitati. Una dozzina di residenti trovarono subito sistemazione presso amici e parenti. Una coppia e 2 persone che abitavano da sole furono sistemati il giorno dopo in alloggi del comune. Oggi infine è stata trovata una sistemazione in un appartamento per la famiglia con i 4 bambini, per i quali serviva una dimensione abitativa con maggiore metratura. Noi adesso appunto abbiamo aperto un conto corrente attraverso l'azienda feltrina e quindi già da oggi ci saranno tutte le indicazioni qualora qualcuno desiderasse aiutare queste persone. Noi ci siamo occupati soprattutto del discorso della sospensione del pagamento delle mense dei piccoli. Ora si vedrà se sarà possibile sospendere anche le tassazioni sugli immobili, mentre i soldi che verranno raccolti saranno destinati alla soluzione delle necessità essenziali dei nuclei familiari coinvolti. 4 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto ieri sera alle 20:45 all'altezza dell'Inse nella zona industriale nel comune di Fonzaso. Per cause al vaglio dei carabinieri l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada finendo la sua corsa contro uno dei pilastri in cemento del supermercato. L'allarme è partito dall'applicazione dell'iPhone di uno dei passeggeri collegata al 118 ed ha fatto convergere in zone i mezzi di soccorso sanitari e dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri di Feltre. 2 persone sono state trasportate dall'ambulanza all'ospedale di Trento e 2 al pronto soccorso di Feltre. Fortunatamente nessuno dei 4 è in pericolo di vita. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi di legge, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 23. E questa era la nostra ultima notizia, da davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, la pressione atmosferica aumenta e il tempo migliora. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 21 aprile evidenzia una residua variabilità fino a parte del pomeriggio con qualche rovescio. In seguito tendenza a diradamento delle precipitazioni fino ad esaurirsi ovunque entro fine giornata. Temperature in ripresa, minime tra 6 e 12 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo molte nubi, saranno probabili dei temporali a carattere sparso, alternati a schiarite. In serata deciso miglioramento. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime oscillanti tra i 17 e 18 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso, con precipitazioni ma in esaurimento e con schiarite più ampie la sera. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.